Il PDL attende sabato prossimo. La riunione sarà il battesimo del nuovo direttivo provinciale e a meno di improbabili colpi di scena, tuttavia sempre possibili in politica, ufficializzerà il nome del candidato sindaco che sosterrà le prossime amministrative di maggio ad Agrigento. L'unica certezza sembra essere quella che non esprimerà un proprio esponente di partito, ma convergerà su chi oggi è già sul campo elettorale. Il segretario nazionale Angelino Alfano, in occasione della recente visita ad Agrigento, ha dichiarato l'intenzione del PDL di non voler piantare alcuna bandierina sulla città e di guardare con molta attenzione ai movimenti civici sorti nell'ultimo periodo, tracciando inoltre un profilo che porta dritto ad Epolis ed in particolare è tramontata la candidatura di Nicola Grillo all'avvocato Salvatore Pennica. Il segretario provinciale del PDL Nino Bosco oggi, pur non facendo il nome di Pennica, conferma l'orientamento del partito. Siamo fortemente interessati al fermento civico che è nato oramai da mesi all'interno della città di Agrigento, guardiamo con grande interesse questi movimenti civici che sono oggi presenti in città con i loro rappresentanti. Riteniamo che bisogna dar vita ad una sorta di patto civico che veda assieme i movimenti civici alle forze politiche. È arrivato il momento di anteporre l'interesse della città, il bene comune di Agrigento agli interessi che i partiti possono avere. Questa città è piena di emergenze, viene da anni difficili ed è necessario innanzitutto non pensare soltanto a vincere le elezioni, ma a vincerle con un progetto chiaro, con un progetto politico che possa offrire a questa comunità un buon governo per affrontare i tanti problemi che ci sono. In questo senso, come Popolo della Libertà, siamo pronti a sposare un progetto che possa vedere assieme, ribadisco, il fermento civico alle forze politiche nell'unico interesse supremo che è quello degli agrigentini. Un'altra ipotesi, anche se al momento con quotazioni inferiori, potrebbe essere quella che il PDL decida di appoggiare l'uscente Marco Zambuto, ma dipenderà dalla mossa di Pennica che non ha nascosto l'apprezzamento di natura personale nei confronti del parlamentare e leader del Partito Democratico Angelo Capodicasa. Il segretario Bosco prudentemente mantiene la porta aperta anche a Zambuto. Ma noi siamo, ribadisco, interessati al progetto, all'idea per Agrigento, mettiamo davanti il bene comune di questa città e vogliamo partecipare in maniera seria e da protagonisti ad un disegno che possa dare alla città di Agrigento il miglior amministratore possibile per affrontare con efficacia, con efficienza le 1000 emergenze che ci sono in città. Ed è ancora alla ricerca del candidato sindaco la cosiddetta grande coalizione. MPA, PD, FLI e Grande Sud non si sbilanciano. Il consigliere comunale Piero Marchetta dell'MPA afferma che il gruppo politico sta lavorando in piena sintonia per individuare la persona più adatta a ricoprire un ruolo così importante per le sorti di Agrigento. E sicuramente, precisa Marchetta, non potranno essere l'uscente Marco Zambuto ed il consigliere Giuseppe Arnone, la cui candidatura non è scaturita da un preventivo confronto programmatico ed è comunque estranea alla coalizione che il Movimento per l'Autonomia ha promosso.